Buongiorno, sono Alberto Ferlin, direttore della unità operativa complessa di andrologia e medicina della riproduzione dell'azienda ospedale Università di Padova. Quando parliamo di preservazione della fertilità nel paziente oncologico, ci riferiamo a quella pratica estremamente utile e interessante che significa congelare, crioconservare i propri spermatozoi prima dell'inizio di terapie appunto antitumorali. Questo è estremamente importante appunto per preservare quella che è la funzione riproduttiva del soggetto che a seguito degli interventi chirurgici, ma soprattutto delle terapie, chemioterapia e radioterapia per appunto la patologia neoplastica, possono andare incontro ad una riduzione o ad un azzeramento della propria fertilità. Quindi l'attività del nostro centro di crioconservazione dei gameti maschili, centro regionale di preservazione della fertilità, ha proprio lo scopo di preservare la fertilità in questi soggetti. È interessante però notare come soprattutto le chemioterapie possono andare a danneggiare la funzione dei testicoli non solo per quanto riguarda la funzione della fertilità, quindi la produzione degli spermatozoi, ma anche la funzione endocrina, vale a dire la produzione del testosterone. Quindi questi soggetti, una volta guariti dal tumore, devono essere seguiti nel tempo non solo per quanto riguarda il possibile recupero della fertilità, ma anche per le possibili conseguenze di una riduzione del testosterone, che si chiama ipogonadismo. L'infertilità è una patologia multifattoriale, nel senso che sono tantissime appunto le cause o i fattori di rischio che incidono sul nostro potenziale di fertilità e quindi sulla infertilità di coppia. Nonostante le cause siano tantissime, una buona percentuale è rappresentata da problematiche di tipo genetico. Risulta quindi fondamentale che nell'approccio diagnostico della coppia infertile, quindi del partner maschile e della partner femminile, si eseguano, caso per caso ovviamente nei casi selezionati, tutta una serie di indagini genetiche. Considerate che circa il 10-15% delle cause di infertilità maschile e femminile sono appunto riconducibili a problematiche di tipo genetiche. Queste vanno dalle alterazioni del cariotipo, la più frequente, la più famosa per quanto riguarda l'infertilità maschile è rappresentata dalla sindrome di Klinefelter, ma poi esistono tante altre alterazioni genetiche come le microdelezioni del cromosoma Y, le mutazioni del gene della fibrosi cistica e tante altre mutazioni di singoli geni che hanno proprio lo scopo di andare a regolare la spermatogenesi. Risulta ovviamente importante fare queste indagini non solo per arrivare ad una diagnosi precisa della causa di infertilità, ma perché trattandosi di problematiche genetiche, se la coppia deve intraprendere un percorso di PMA, di fecondazione assistita, è necessaria ovviamente una consulenza genetica per capire la possibilità di trasmissione ai propri figli di queste patologie genetiche. La nostra unità operativa si colloca ai vertici della ricerca nazionale e internazionale, soprattutto per quanto riguarda le problematiche della riproduzione maschile e della sessualità maschile. Siamo centro di eccellenza della Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità e Training Center della European Academy of Andrology, che è la società europea dedicata alla formazione dei nuovi andrologi e nella ricerca in questo campo. Le ricerche spaziano da aspetti basic, come analisi genetiche della spermatogenesi, studi su animali e studi in vitro, ad aspetti più traslazionali e ad aspetti più clinici, considerando poi che nella nostra unità abbiamo sede di 3 centri di riferimento regionale che sono uno per la preservazione della fertilità nei soggetti oncologici maschili, il centro per la sindrome di Klinefelter, che rappresenta un nostro fiore all'occhiello e raggruppiamo il maggior numero di soggetti con questa patologia a livello nazionale, e il centro regionale di riferimento per l'incongruenza di genere. Questi sono solo alcuni temi della nostra ricerca che, ripeto, spaziano dal basic al traslazionale a trial clinici.